non ricordare cos'è accaduto e chiede come sta la vittima della sua aggressione. Primo colloquio in carcere per il 33enne trevigiano che ha coltellato il professore. Domani l'interrogatorio davanti al GIP. A Quinto di Treviso la disperazione dei familiari del 33enne attoniti. Per quanto accaduto abbiamo fatto tutto il possibile, dicono, per aiutare Alberto. La questura ha individuato 2 ultras che dopo la promozione in Serie B del Padova lo scorso 25 aprile hanno aggredito alcuni clienti di un bar. Il video della violenza. Ancora un bambino di 5 anni investito sulle strisce da un motorino. Paura a Mallaredo di Pianiga una settimana dopo la tragedia del piccolo bambino di origine ucraina. Mobilitazione generale a San Trovaso di Preganziol per una fuga di gas, evacuate decine di famiglie. Le voci dei residenti, paura di saltare in aria, dicono il racconto di una signora. Il maltempo non lascia il Veneto e peggiora, l'allerta gialla in tutto il territorio regionale ampliata e prolungata fino a sabato. Fattori toccati e usate per commenti volgari e sessisti. Non solo l'eurodeputata Moretti tra le vittime del forum online, al centro delle polemiche anche la vicentina Elisa Dospina. Alla Mostra del Cinema l'iniziativa dell'associazione Articolo 21 per chiedere che Alberto Trentini venga scarcerato dal Venezuela all'appello della madre Armanda. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione del Veneto, edizione regionale dei nostri telegiornali. Cominciamo subito con le notizie in primo piano. Lo avete sentito anche dai titoli, il caso del 33enne trevigiano che ha coltellato il professore. Oggi l'incontro con il suo avvocato, domani invece l'interrogatorio del GIP. È decisamente provato in uno stato di confusione, con un vuoto mnemonico. Non ricordo nulla, sono dispiaciuto per il professore. Sono queste le parole di Alberto Zago al suo difensore, l'avvocato Enrico Villanova, che lo ha incontrato per la prima volta all'interno del carcere San Pio X di Vicenza, dove il 33enne trevigiano si trova rinchiuso da martedì con l'accusa di tentato omicidio per l'accoltellamento alle spalle del docente del liceo Brocchi di Bassano. Ha un vuoto tra le prime ore della mattina di lunedì fino al tardo pomeriggio e si è chiesto addirittura se effettivamente, come dicono i giornali, sia stato lui. Non si ricorda pressoché nulla, cioè lui mi dice di aver passato una mattinata a chiedere degli aiuti economici alle persone che passavano, non esclude di aver chiesto una sigaretta come riferiscono, ma i suoi ricordi iniziano a essere nitidi nel momento in cui era in stazione a Bassano per prendere un treno, quando sono arrivate le pattuglie dei carabinieri per provvedere all'arresto. Il 33enne si dice preoccupato per il professore ferito che si trova tuttora ricoverato al San Bortolo di Vicenza. Mi ha chiesto se la caverà, se avrà dei problemi, cioè era anche interessato per cercare di capire le condizioni di salute. All'udienza di convalida dell'arresto, con ogni probabilità Alberto Zago si avvarrà della facoltà di non rispondere. Proprio perché il ragazzo in questo momento non ricorda nulla, ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere. Quindi il silenzio di Alberto Zago sarà il mio silenzio, in attesa che sia possibile anche avere le idee chiare, che lui ricordi, se sarà in grado di ricordare. Innanzitutto voglio vedere se è possibile cercare una soluzione alternativa al carcere, che comunque bene non gli fa neanche per recuperare la memoria, quindi per vedere se sarà possibile trovare una comunità o un luogo dove fare gli arresti domiciliari, sempre che ci sia un giudizio favorevole del giudice per le indagini preliminari. E poi cercare soprattutto di capire un attimo che cosa è successo in questo blackout di 24 ore. Intanto a Quinto di Treviso la famiglia Zago si è chiusa nel dolore. Per voce dell'avvocato Villanova, la mamma e il fratello fanno sapere di essere disperati, attoniti, basiti. Abbiamo sempre sostenuto Alberto fin dove abbiamo potuto, spiegano i familiari, per cercare di renderlo autonomo. Senza puntare il dito contro nessuno, concludono: ci chiediamo se sarebbe stato possibile avviare un altro percorso di recupero per evitare un epilogo del genere.
Ci spostiamo a Padova. La questura ha individuato 2 ultra che dopo la promozione in Serie B del Padova lo scorso 25 aprile hanno aggredito alcuni clienti in un bar. L'ombrello puntato a mo' di spada che poi si abbatte con violenza sulla testa del cliente in coda per un gelato. Spintoni e calci, la sequenza di immagini della telecamera interna riprende gli attimi di follia e violenza all'interno di una gelateria di Via Roma in pieno centro a Padova lo scorso 25 aprile, giorno in cui la squadra viene promossa in Serie B. I responsabili sono 2 ultras biancoscudati identificati dai poliziotti della Digos. Appartengono al gruppo Educazione Padovana, hanno 47 e 52 anni e sono entrambi già noti e con precedenti per violenza. Entrambi avevano preso parte ai tafferulli agli scontri dell'agosto del 2024 a Cesena dopo una partita in trasferta e per questo avevano ricevuto un daspo rispettivamente di 10 anni e di 1 anno. C'era anche un bambino con la madre, quindi il bambino che si mette a piangere, la mamma si accovaccia, scene veramente brutte che fanno tristezza, scene che credo, permettetemi questa riflessione, che nuocciano e offendono il buon nome del calcio Padova, società sportiva, e dell'intera città e della stragrande maggioranza dei tifosi. Personaggi violenti e che nulla hanno a che vedere con il tifo e il sostegno alla squadra, sottolinea il questore Marco Dorisio, che per i 2 ultras ha disposto, oltre al daspo sportivo per 5 anni, anche un daspo Willy, ovvero il divieto di entrare nei locali pubblici della città per 3 anni, un avviso orale e un foglio di via obbligatorio da Padova per 4 anni. Alla luce della ricostruzione delle condotte, poi persone già gravate sia da condanne ma anche da precedenti denunce, da reati abbastanza gravi contro la persona, parliamo di tentato omicidio, rissa, rapina, danneggiamento, violenza, resistenza a pubblico ufficiale, quindi sono state adottate le misure, ad uno addirittura il daspo era appena scaduto il mese scorso, quindi a riprova di una recidività e una, passatemi, professionalità nelle condotte violenze di tipo gratuito. Nell'ambito del tifo violento, la Digos sta svolgendo inoltre indagini su un gruppo di sostenitori biancoscudati che durante la trasferta ad Empoli lo scorso 23 agosto, durante il viaggio di andata in autostrada, giunti a bordo di una decina di automezzi, hanno razziato l'area di servizio Pian del Voglio. Anche per loro potrebbe arrivare il daspo. Ancora un bambino investito sulle strisce pedonali, paura a Mellaredo di Pianiga ieri mattina, cioè una settimana esatta dopo la tragedia del piccolo bambino di origine ucraina. È grave, ricoverato a Padova, ma non sarebbe in pericolo di vita il bimbo di 5 anni centrato alla testa da uno scooter condotto da un minorenne in fase di sorpasso, mentre con la giovane mamma stava attraversando la strada lungo le strisce pedonali per andare al centro estivo. Il fatto a ridosso delle 8 del mattino a Mellaredo di Pianiga, accanto alla chiesa San Giovanni Battista in centro paese e di fronte appunto alla scuola per l'infanzia Sant'Antonio, come spiega il vice sindaco. Un furgoncino che era nelle immediate vicinanze dell'attraversamento si è fermato, così come altre macchine dietro. Purtroppo uno scooter, un ciclomotore guidato da un ragazzo, un minorenne, ha superato sulla sinistra tutta una serie di macchine e ha incidentalmente toccato il bambino che era mezzo passo più avanti della mamma, toccandolo alla testa. Si tratta del secondo incidente ad una settimana esatta da quello fotocopia, conclusosi in tragedia, in cui a soli 2 chilometri da qui, a Santa Maria di Sala, lo scorso 20 agosto perse la vita il bimbo di 6 anni investito sulle strisce pedonali da un'auto, sempre in fase di sorpasso. Vladislav Malamin era un profugo ucraino scappato dalla guerra. Quel giorno stava seguendo la mamma, che era in sella alla sua bicicletta, con le borse della spesa, stavano rincasando nella ex canonica dove vivevano insieme ad altre famiglie ucraine, quando l'auto, condotta da un 25enne, ha centrato in pieno il bimbo, sbalzandolo per una trentina di metri. Per lui la corsa in ospedale nel soccorso, ma il suo piccolo cuore è spirato in ospedale a Padova a poche ore dall'incidente. Un dramma trasformato in generosità con la famiglia che dopo le esequie ha donato gli organi del piccolo e che con l'incidente delle scorse ore pone una riflessione obbligatoria di come rendere sicuri gli attraversamenti lungo le strisce a tutela dei più fragili, i pedoni.
Ora, in via Rivale, a Mellaredo di Peniga, dove nelle scorse ore è stato investito il bimbo, il limite orario è di 50 km orari e si sta pensando di poterlo ridurre a 30 km orari. Può anche essere una soluzione abbassare il limite a 30, secondo me il male lo fai lo stesso, quindi ci vogliono più forse barriere fisiche in maniera che ci sia proprio molta più attenzione per l'attraversamento pedonale, perché oggi vediamo che comunque la guida, il cellulare, la distrazione è all'ordine del giorno. Siamo a Preganziol, nel Trevigiano, nel quartiere di San Trovaso, famiglie evacuate per una fuga di gas in mattinata. Ho sentito un botto forte e poi si sentiva da gas e poi è arrivata anche la polizia, ci ha detto di non stare in casa, di evacuare perché appunto si era rotto un tubo e poi sono arrivati i vigili del fuoco. Tanta paura, sì, però diciamo che anche perché a 30 metri dalla fuga non è bello esserci, ho paura di saltare in aria mia anche tutta a casa. Sono stati attimi concitati, per qualcuno di vero e proprio panico, quelli vissuti in via Berto a San Trovaso. Sono da poco passate le 8:30 del mattino quando la benna di questa ruspa urta contro la tubatura del gas, rompendola e provocandone una cospicua fuoriuscita. Lo scoppio, poi una sorta di geyser, l'odore acre che entra nelle case. Si è sentito un soffio molto forte e abbiamo avvisato i vigili del fuoco. Poi il soffio è un po' rientrato, ma si è mantenuto comunque a livelli forti, si è riempito tutta la zona, si sentiva odore di gas. La mobilitazione è immediata, i primi ad accorrere sono i vigili del fuoco, poi la polizia locale con i volontari della protezione civile di Preganziol. Ci sono operatori che fanno il porta a porta chiedendo ai residenti, diversi condomini, di evacuare. Mi ha suonato un signore della protezione civile e mi ha detto che era meglio che andassi via evacuare. Per chi resta o non può muoversi, l'ordine è quello di chiudere le finestre e non accendere né la luce o usare dispositivi elettronici, indicazioni che restano valide per buona parte della mattinata. Il contrordine all'evacuazione arriva poco dopo, ma ormai in tanti sono usciti in via precauzionale dalle loro case. Io ho lasciato casa avendo moglie e bambino piccolo, comunque abbiamo pensato di fare una passeggiata. E abbiamo scoperto che in realtà anche altre aree del paese erano state messe in sicurezza. C'è chi raggiunge dei familiari, chi semplicemente si rifugia nel bar del paese al Mieti. Come trovarsi in un punto di incontro e stare tutti insieme in modo che ti passi anche questa incertezza di come potrebbe andare. Comunque ce n'erano tantissimi. Che succede queste cose porta solo a aver paura e trovare un posto sicuro di dove andare. A seguire le operazioni la sindaca Stocco, che verso mezzogiorno dichiara chiusa l'emergenza. Il sospiro di sollievo è generale. È stato fondamentale intervenire tempestivamente e quindi qui rinnovo il plauso ai vigili del fuoco che sono intervenuti davvero nell'immediatezza, supportati poi da polizia locale, da protezione civile Preganziol, dai tecnici di Apireti Gas, quindi davvero una squadra imponente. È stato importante anche intervenire con la messaggistica, quindi con i social, con la messaggistica comunale, per dare una capillare informazione delle misure di sicurezza che erano state concordate anche con i vigili del fuoco, chiaramente. Ora sarà la polizia locale a effettuare tutti gli approfondimenti anche per stabilire eventuali responsabilità. Si trattava di un cantiere privato. Sono già in corso appunto tutti gli accertamenti del caso e quindi un supporto, un grazie, un plauso davvero alla polizia locale, perché oltre alla gestione del momento appunto dell'emergenza e al coinvolgimento della cittadinanza, appunto ora è impegnato anche in questo tipo di attività. E il maltempo non lascia il Veneto in queste ore e domani, con precipitazioni a carattere di rovescio temporale più frequenti e consistenti sulle zone centro-settentrionali, dove i quantitativi potranno risultare anche abbondanti o localmente molto abbondanti, specie su zone montane e pedemontane, possibili su tutta la regione, temporali localmente anche forti. Nella prima parte della giornata di sabato una possibile fase di instabilità con nuovi rovesci temporali sparsi, specie tra prealpi e pianure, in esaurimento nel pomeriggio. L'allerta gialla dunque è prolungata fino al primo pomeriggio della giornata di sabato. Ci spostiamo nel Bellunese. Lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, oltre 5,5 milioni di stanziamento per gli eventi meteorologici
che hanno interessato tra giugno e luglio il Cadore, con la frana Cancia di Borca di Cadore e San Vito di Cadore per la frana dalla Marcora che ha invaso la statale 51 di Alemagna. La notizia era attesa da settimane. A darne conto oggi il presidente Zaia e il senatore De Carlo. Lo stanziamento arriva dal Fondo per le emergenze nazionali del Ministero per la Protezione Civile. E a Longarone, dove oggi sono state svelate le torce olimpiche, una passerella politica che ha destato particolarmente attenzione. Più che una foto di famiglia, un regolamento di conti a distanza. A Longarone Fiere si presentavano le torce olimpiche, atmosfera cordiale e di festa fra gli invitati. In assetto da quasi parata i pezzi da 90 di Fratelli d'Italia e Lega, impegnati in queste ore in una trattativa per la scelta del candidato presidente delle prossime regionali. Peccato che l'aria fosse meno da squadra olimpica e più da ring politico. Sorrisi di circostanza, pacche di spalle a distanza di sicurezza, applausi quasi a cronometrare il consenso del presidente Zaia, che resta convitato di pietra col suo carisma che incombe sul futuro della coalizione. Il presidente a fine corsa, Lega e Fratelli d'Italia ai ferri corti per il dopo. Ai margini l'assessore Bottacina, le prese con le polemiche incandescenti sulle interviste pagate e la pubblicità istituzionale che rivendica essere state fatte in trasparenza e rispetto delle delibere. Mai più non è passato inosservato il gelo politico tutto interno a Fratelli d'Italia, con il senatore Luca De Carlo da un lato, l'eurodeputata Elena Donazzan dall'altro. In Veneto, spiega Donazzan, bisogna chiarire che c'è un'aspettativa alta nei confronti di Fratelli d'Italia, ma di Giorgia Meloni. I veneti scelgono la persona. Da altre parti un presidente di regione è sconosciuto alle volte. In Veneto i veneti chiedono chi sarà il presidente della regione. Sentono la regione come loro. Guai a fare imposizioni, perché se ne perde. E quindi se lei fosse un elettore di Fratelli d'Italia voterebbe Elena Donazzan o Luca De Carlo? Se fossi un elettore di Fratelli d'Italia voterei Donazzan, ovviamente. All'ombra delle torce spente a Longarone così si consuma un nuovo capitolo della resa dei conti nel centrodestra veneto, che fatica a mostrarsi unito con l'incognita della data del voto. Nelle scorse ore quella del 9 novembre che circola insistentemente a Palazzo Ferrofini, ma per ora resta solo un'ipotesi. Così dunque da Belluno ritorniamo sul caso delle foto ritoccate e usate per commenti volgari e sessisti, non solo la denuncia dell'eurodeputata Moretti ma anche della scrittrice e modella Elisa Dospina. Se mi chiedi come sto, sono stanca perché ne parlo da 20 anni e siamo ancora qua. Con queste parole la vicentina Elisa Dospina riassume una battaglia che oggi riguarda tutte le donne. Dopo lo scandalo della pagina Facebook Mia Moglie, che diffondeva foto intime senza consenso, il forum FICA. Attivo da anni, raccoglie immagini di celebrità, adolescenti e persone comuni che diventano pornografia collettiva nei commenti. Scrittrice, modella curvy e opinionista televisiva, Elisa è una delle vittime ed è stata tra le prime a denunciare pubblicamente la questione. Non sono delle foto rubate private, sono delle foto che sono nei social, che sono state messe insieme e dove il 90%, 99% delle donne dello spettacolo che sono su quel sito lì sono tutte foto da noi pubblicate. Il problema di quel sito sono altre sottocartelle che vedo che stanno velocemente rimuovendo dopo la mia denuncia di qualche giorno fa, dove c'era anche lì mogli e fidanzate, e lì bisogna capire se erano foto rubate dal web, foto che erano state pubblicate con consenso, foto rubate. Cioè c'erano delle cartelle di donne che potevano essere fotorubate. Il forum ha fatto scalpore anche perché tra le immagini compaiono figure istituzionali come l'eurodeputata vicentina Alessandra Moretti e molte altre. Proprio alla Moretti avevo proposto di fare qualcosa a livello europeo, fare una legge dove venga tutelata in qualche maniera sui social, fare degli organi appositi che siano più veloci della polizia postale. Non possiamo demandare alla polizia tutto. Ma il potere del web si è fatto sentire. Delle mie amiche, grazie al mio post, sono andate a controllare e hanno tutte, chi fatto denuncia, chi iscritto all'amministratore. Cioè, a me la cosa che mi fa piacere è questo, che oggi c'è un risveglio delle coscienze, basta che qualcuno ne parla ed è tutto molto più veloce, come dovrebbe essere. Così da un lato si alleggerisce il lavoro della polizia postale, che ne ha tanto,
e dall'altro ci si autotutela. Tanto che il sito ha inserito una schermata di scuse, promettendo di rimuovere i contenuti segnalati. Se sono stati violati i tuoi diritti, scrivici con il link così procederemo a rimuoverlo, si leggeva online nelle ultime ore. Adesso Fica è stato definitivamente oscurato. Facciamo tutte le petizioni che vogliamo, domani vanno su Telegram. Non è quello, capisci? Il problema sta all'origine. Quando è stato chiuso mia moglie, dopo qualche ora c'era già mia moglie privato. Non è quello il problema, non è oscurando un sito che risolviamo, è facendo delle leggi che io chiedo da 20 anni. Un grido di allarme e insieme un appello. Tutelare la dignità online non è solo una battaglia di VIP e personaggi pubblici, ma riguarda tutte, perché le vittime spesso non sanno nemmeno di esserlo. E ora la mostra del cinema di Venezia, da cui è stato lanciato un appello da articolo 21 per liberare Alberto Trentini. Anche l'82esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia e più in generale tutto il mondo del cinema si mettono al fianco della famiglia Trentini, di mamma Armanda e papà Ezio, chiedendo a gran voce la liberazione di Alberto Trentini, il nostro cooperante veneziano, in carcere da più di 300 giorni, la commovente lettera della mamma, l'appoggio incondizionato del direttore Barbera. Noi stiamo vivendo un dolore atroce che cresce ogni giorno di più. E allora chiedo a voi di aiutarci. Alberto deve tornare a casa e subito. Scrivete, parlatene, passate voce. L'attenzione che si crea anche grazie alla solidarietà di artisti e giornalisti spero possa essere da sprone per chi ancora tentenna. Grazie di cuore. Sono qui per portare la mia testimonianza personale, la mia solidarietà a una famiglia colpita così ingiustamente e incomprensibilmente e per dire che siamo a disposizione, sono a disposizione, la mostra lo è per farsi cassa di risonanza di questo caso umano che deve essere risolto al più presto, perché non è accettabile che una famiglia sia obbligata a una sofferenza così ingiustificabile e inaccettabile e che dura da così tanto tempo. Occorre che anche il cinema alzi la voce, anche durante questi giorni faccia arrivare questa voce nel mondo, perché finora Alberto Trentini sembra essere un carcerato di serie B e spetta a noi invece far arrivare questa voce fin dentro il carcere e soprattutto riportarlo a casa, perché è passato troppo tempo, 300 giorni. Si chiude così il telegiornale del Veneto, una buona serata a tutti, arrivederci.